Stanno sfilando quelli che vogliono ricordare oggi Giacomo Gobbato, un ragazzo straordinario che ha perso la vita e a cui oggi dobbiamo rendere omaggio in una manifestazione di dolore pubblico. Naturalmente non è solo una manifestazione di dolore pubblico, è anche una manifestazione per chiedere una svolta a Mestre, su Mestre, maggiore sicurezza, con maggiore controllo del territorio, ma soprattutto con politiche che possono contrastare il degrado. E oggi noi siamo qui perché vogliamo testimoniare che questa manifestazione non è una manifestazione di partito, come è stato detto da qualche parte. È ovvio che qui ci sia la convergenza di partiti, sindacati, persone schierate, ma questa è una manifestazione della città, dei cittadini che vogliono una città più sicura. Questa è una manifestazione che probabilmente nasce da lontano, da quella di 1 anno e mezzo, Riprendiamoci la città, che è contro tutta la situazione che su questo territorio si sta vivendo. Quest'ultimo evento di Giacomo è veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La città è completamente allo sbando, c'è, come ben sapete, addirittura un procedimento giudiziario in corso per i vertici del comune. È una situazione totalmente insostenibile. L'amministrazione che abbiamo purtroppo non riesce a risolvere tantissimi problemi, che sia la sicurezza, che sia l'assistenza sociale, che sia il valore del territorio per i residenti e gli abitanti, che siano residenti o nuovi residenti. Ed è per questo che è bene mettersi tutti insieme per ricordare all'amministrazione, sperando che cambi, per cambiare strada. Piazza Ferretto tutti insieme!